Padre, abbi pietà di noi perché anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. Papa Francesco aggiunge questa invocazione alla preghiera del Padre Nostro che ci sta aiutando a conoscere meglio nelle catechesi dell'udienza generale del mercoledì e dedica la meditazione numero 12 al momento nel quale chiediamo a Dio rimetti a noi i nostri debiti. Davanti a Dio siamo tutti debitori e peccatori, sottolinea il Papa, perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto e la vita è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. E poi perché, anche se riusciamo ad amare, non lo facciamo con le nostre sole forze, ma con la grazia di Dio. Questo è quello che gli antichi chiamavano un mysterium lune, un mistero della luna. Amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati e se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole diventa gelido come il terreno d'inverno. Se ascoltiamo la storia di qualche persona che ha sbagliato, un carcerato, un condannato, un drogato, ricorda Francesco, ci domandiamo chi debba essere incolpato dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza o la storia di odio e di abbandono che qualcuno si porta dietro. E questo è il mistero della luna. Amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati e se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole diventa gelido come il terreno d'inverno. Come non riconoscere nella catena d'amore che ci precede anche la presenza provvidente dell'amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi. Basta mettersi davanti un crocifisso per cogliere la sproporzione. Egli ci ha amato e sempre ci ama per primo. Preghiamo dunque, Signore, anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi. Nei saluti in italiano il Pontefice ricorda che stiamo concludendo il cammino di Quaresima, la luce e la consolazione della Pasqua del Signore sono ormai vicine. Prepariamoci all'invito finale del Papa a far nostri i sentimenti di Cristo e a vivere in pienezza i giorni della sua passione e glorificazione.